Lunedì 20 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine e cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda le Olimpiadi Milano Cortina 2026, preoccupa il macigno dei costi post-Olimpiadi, non bastano i soldi pubblici per gestire la pista, bob industriali, basta chiacchiere. Il sindaco di Cortina all'attacco, dove sono gli sponsor promessi? Il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi manda un messaggio forte e chiaro a Confindustria Belluno Dolomiti su quella che sarà la gestione post-olimpica della pista da bob Eugenio Monti, poiché saranno necessari anche sponsor privati. Confindustria si è spesa dicendo che li troverà, invece di fare tante chiacchiere sia concreta. Questa la dichiarazione del sindaco di Cortina da un pezzo, Gianluca Lorenzi. L'approfondimento di Micheli a pagina 14. A proposito di Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 382 giorni. E sempre in merito alle Olimpiadi, il presidente Padrin, presidente della provincia di Belluno, consorzio per i giochi, tempo scaduto. L'approfondimento lo troveremo a pagina 14. La foto di copertina invece è dedicata sempre a Cortina con il successo di Coppa del Mondo, fantastica Brignone, la campionessa azzurra ha vinto il supergigante sulla pista delle Tofane e la vediamo qui trionfante all'arrivo appunto della pista Olimpia. L'approfondimento di De Rosa da pagina 42 a pagina 43. Nelle cronache, Belluno RC Auto troppo cara, la polizza si paga a rate. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 13. Al pago, donna morta in strada, l'autopsia sarà decisiva. L'approfondimento di Sosso a pagina sempre 16. Festa di San Marcello, in 5 giorni consumati 14 quintali di trippa. L'approfondimento di De Barba a pagina 18. Un richiamo anche per quanto riguarda lo sport bellunese, calcio Serie D, la Dolomiti rimonta e festeggia. L'approfondimento di Dapoian da pagina 22 a pagina 24. Fatti anche di carattere internazionale, Israele abbraccia i primi 3 ostaggi, liberati 90 detenuti palestinesi. L'approfondimento di Logozzo lo troverete da pagina 2 a pagina 3. Stati Uniti, oggi l'Inauguration Day, via al Trump II, bagno di folla a Washington per The Donald. L'approfondimento di Ronza a pagina 5. Questi richiami principali che troverete, che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda sempre le Olimpiadi. Bormio a lezione da Cortina. La sindaca lombarda: nell'accoglienza ci sono tante cose che vorremmo copiare. Goggia è il tracciato preparato meglio. L'approfondimento di Di Bona lo troveremo a pagina 3. La foto di copertina ci porta invece a Canale d'Agordo, incursione in Val di Garesse, li denunciamo, pista da fondo sfregiata dalle auto, pista da fondo sfregiata dai vandali entrati con le auto, come si può vedere da questo scatto. La firma dell'articolo di Fontanive lo troveremo a pagina 8. Sedico, nuovi alloggi per famiglie fragili, l'articolo di Pasuc a pagina 7. E ancora, nasce la consigliera alla gentilezza vicina ai deboli. La notizia è a firma di Federica Fante, la troveremo a pagina 7. Parliamo della consigliera alla gentilezza Maria Ciconte. E in questo caso siamo è insegnante alla scuola primaria di Limana, ma l'approfondimento appunto lo troveremo a pagina 7. Santa Giustina, un gruppo di fedeli scrive al vescovo: più chiarezza nei conti della parrocchia. A Santa Giustina risuona il malcontento di parecchi parrocchiani che lamentano poca trasparenza in parrocchia e i servizi che offre, lamentano scarsa rendicontazione di fondi e donazioni. Hanno scritto al vescovo Renato Marangoni. Poi l'allarme per la laicizzazione della scuola dell'infanzia parrocchiale. L'articolo sempre di Federica Fant a pagina 6. Sport, under un 4-2 scoppiettante e la Dolomiti rimane in scia. Successo difficile a Sedico per restare a contatto con il Treviso, notizia che interessa la squadra bellunese di Serie D. L'articolo a firma di Pasuc da pagina 12 a pagina 13. Ancora sport dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Pallavolo, un Belluno distratto lascia un punto al fanarino di coda ma almeno vince. L'articolo di Dedonà a pagina 23. Ancora sport, rugby, Belluno asfaltato da Mogliano non fa il favore a Feltre. L'articolo a pagina 19. A pagina 11 calcio, Bomber Zortea sale a 5 gol, tutto era partito dalla Feltrese. E per quanto riguarda l'hockey, l'articolo di Mammani a pagina 11, polemica sullo scudetto, la IHL vuole contare di più. Il campionato di Alleghe e Feltre, spesso più seguito dell'Alps League ma ignorato da chi decide, da domani la semifinale del Cortina.
E adesso eccoci a pagina 2, rilancio della bachicoltura con il sostegno della Regione, presentato lo studio per la produzione della seta del cantiere della Provvidenza, il direttore Angelo Paganin. Puntiamo a cosmetici e al settore sanitario medicale. Notizia di spalle, giochi da riparare nei parchi pubblici, via al censimento, obiettivo sicurezza, si comincerà in primavera. Notizia quindi che interessa in questo caso il capoluogo bellunese. Siamo invece a pagina 3 con la notizia dedicata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Bormio in Ampezzo, lezioni di accoglienza. La sindaca della località che il prossimo anno ospiterà le gare maschili delle Olimpiadi. Siamo candidati insieme anche per i giochi giovanili. Troverete questa intervista a firma di Marco Di Bona. I complimenti di Sofia Goggia, è la pista meglio preparata del circuito e per noi è casa. Parliamo ovviamente in questo caso della pista Olimpia. I commenti, test preolimpico superato, siamo sulla strada giusta. Questa è la dichiarazione di Lorraine Berton, numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. Continuiamo invece con pagina 5, operai comunali, 1000 interventi in 4 mesi, record per luci e guasti. Il report presentato in giunta dall'assessore Franco Roccon. Abbiamo fatto uno sforzo non indifferente, 1157 interventi. I numeri sono molto alti e dettagliati e riguardano i 4 settori più importanti del patrimonio. Notizia in questo caso quindi che interessa il capoluogo bellunese. E sempre dal capoluogo firmano i 977 e chiedono salvaguardiamo il verde, la petizione popolare per la salvaguardia del verde in città e la relativa raccolta firme lanciata da Italia Nostra, presidente Giovanna Ceiner, e FIAB, presidente Pierluigi Trevisan, alla fine del mese di settembre e conclusasi a dicembre verrà consegnata nei prossimi giorni a Palazzo Rosso. Oggi il ricordo di Giuliana Coina, un mese dall'addio, ha rappresentato per anni un vero pilastro alla scuola di musica Antonio Miari. Giuliana Coina Ceccato, docente di pianoforte, diplomata al Conservatorio Pollini di Padova, verrà ricordata nel 30° della scomparsa oggi lunedì a Belluno, nella chiesa di Santo Stefano, la sua parrocchia, fino al matrimonio. Spostiamoci a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Santa Giustina, parrocchia, poca trasparenza sui conti. Un gruppo di fedeli scrive al vescovo Renato Marangoni lamentando la scarsa rendicontazione di fondi e donazioni. Nel mirino anche la trasformazione della scuola d'infanzia, ora senza suore, niente recita di Natale e aree religiose demolite. Feltre, cambio nella frazione di Tomo e Porcene, in arrivo i sacerdoti Bernardi e Soccal. Altra notizia che interessa la chiesa locale. Da Lamoni invece liquidati i gettoni consigliari di presenza, notizia di carattere politico che ci porta in questo caso appunto a Lamon. Ma adesso siamo a pagina 7, quella notizia ha avuto un richiamo anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Io consigliera alla gentilezza la diffonderò. Maria Ciconte, insegnante della primaria, ha ricevuto la delega dal sindaco. Accrescerà lo spirito di comunità. La delegata è già al lavoro vicino ad anziani e bambini, poi creeremo una rete per le famiglie che arrivano qui. Notizia che interessa in questo caso il comune di Limana. Sedico, fame di case, progetto co-housing, il sindaco Roldo. Abbiamo avviato uno studio per aiutare le persone fragili. E ancora da Limana, opposizioni unite contro Vivere Limana, questi i fatti. Le capogruppo De Zanetta e Piccinotti respingono le accuse di immobilismo e di benalterismo. Non ci scalfiscono. L'approfondimento lo troverete a pagina 7 del Gazzettino di Belluno. Spostiamoci invece con pagina 8 a Canale d'Agordo, la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno. Pista da fondo sfregiata, denunciamo. Ignoti l'altra sera sono entrati a fare rally con grosse auto, rovinando il tracciato Franco Manfroi in Val di Garès. La rabbia del presidente dello sci club che gestisce il percorso, un gesto deprecabile e insensato che ci ha creato grossi danni. E vediamo appunto in questo scatto la pista da fondo della Val di Garès presa di mira dai vandali, pronta una denuncia. Cortina, ringraziamento mariano, Ampezzo in festa, il vescovo Renato Marangoni, la comunità continuerà a rinnovare l'appuntamento. Dall'agenda del Gazzettino di Belluno, comodità diseducative e si smette di sperare. La riflessione della rubrica Cartoline dal Pelmo di Enzo Bozza vi aspetta a pagina 9. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 12, RC Auto, crescono le tariffe, in aumento le rateizzazioni. Sempre più bellunesi chiedono ormai di pagare mensilmente il premio, boom di polizze aggiuntive contro gli eventi atmosferici e gli animali selvatici. L'articolo è a firma di Paola Dallanese. Nel 2024
RC Auto nel Melunese è salita al 5% rispetto all'anno precedente, un incremento che si registra anche in questo 2025 appena iniziato. Con i rincari è cresciuta di pari passo anche la richiesta di rateizzazione del pagamento dei premi da parte dei clienti, insieme al desiderio di difendersi sempre di più contro gli eventi atmosferici e la fauna selvatica. Ormai è fondamentale far crescere una cultura assicurativa tra i cittadini. Altro approfondimento: Paolo Gamba, da oltre 40 anni nel ramo assicurativo, guarda alle nuove sfide del futuro. Passiamo a pagina 13, è nato GEL, movimento bellunese, miriamo a ricostruire il centro, si chiama Generazione Europa Liberal Democratici ed è formato da giovani con meno di 35 anni. Tutti i trasporti vanno rafforzati in vista delle Olimpiadi, sì allo skate park. Luigi Filippo Daniele è il neocoordinatore del nuovo movimento politico. L'approfondimento è sempre a firma di Paola Dallanese. Passiamo invece a pagina 14, questa è la dichiarazione che ha aperto come notizia in primo piano questa edizione del Corriere delle Alpi. Il sindaco di Cortina, Bob Lorenzi, attacca Confindustria, meno parole e più concretezza. Il comune vuole prepararsi alla gestione post-olimpica, dicevano che avrebbero trovato sponsor. L'articolo a firma di Alessandro Michielli. Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, a lato del grande successo ottenuto dalla Coppa del Mondo di sci femminile, manda un messaggio forte e chiaro a Confindustria Belluno Dolomiti su quella che sarà la gestione post-olimpica della pista da bob. Eugenio Monti: il piano di legacy della pista da bob realizzato insieme alla Regione Veneto e al Governo ci dà serenità dal punto di vista delle entrate. A detta di tutti gli stakeholder, qui c'è volontà di sponsorizzazione. Lorenzi, convinto della bontà del progetto, fa quindi capire che per la gestione dello Sliding Center serviranno sponsor privati. Confindustria si è spesa dicendo che troverà sponsorizzazioni. Prosegue: allora io mi rivolgo proprio a loro, invece di fare tante chiacchiere dico di produrre concretezza, perché le chiacchiere stufano, la concretezza è appunto il concretizzarsi di un'azione che tutti quanti stiamo aspettando. Siamo allineati con la Regione sul piano finanziario dello Sliding Center. L'approfondimento e questa intervista a firma di Alessandro Michielli vi aspetta a pagina 14. Aspetteremo la risposta di Confindustria Belluno Dolomiti. Ma sempre a proposito delle Olimpiadi, giochi, Padrin alza bandiera bianca, non c'è tempo per fare il consorzio, dobbiamo avviare altre iniziative. L'obiettivo era formare un gruppo pubblico-privato per diventare partner di Fondazione Milano Cortina. Niente da fare per il consorzio bellunese a supporto delle Olimpiadi. A fine novembre la provincia di Belluno, DMO Dolomiti Bellunesi, Confindustria Belluno Dolomiti e Camera di Commercio avevano comunicato la volontà di sedersi ad un tavolo per valutare se, unendo le forze, fosse ancora possibile formare un consorzio di aziende bellunesi per diventare partner di Fondazione Milano Cortina 2026. Lo stimolo era stato lanciato da Claudio Palladi, CEO di Rigamonti e presidente del distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, che suggeriva di intraprendere la strada del consorzio unendo le forze pubbliche e private come fatto in Valtellina. Lo avete sentito, però non ci sono i tempi. Parla Loren Bertone, gli industriali navighiamo tutti insieme per il 2026, lo straordinario successo della Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina dimostra che questo territorio è pronto per le Olimpiadi e per un futuro di sostenibilità da consegnare alle nuove generazioni. L'articolo è sempre a firma di Michielli. Ma si parla ancora di Milano Cortina 2026 a pagina 15 del Corriere delle Alpi. Nuova cabinovia, giorni decisivi per il via libera, il doppio vertice. Impianto Campo Apollonio Socrepes, corsa contro il tempo, martedì summit tra i tecnici, giovedì la resa dei conti. Il pallino è in mano alla provincia, se darà l'ok si scioglierà il nodo più pesante. Continuiamo con pagina 16, fatto di cronaca, una morte con tante incognite, oggi la scelta del medico legale. Dovrebbe essere il dottor Cirnelli a fare l'autopsia sul corpo di Fiorella Galleazzi, seguirà il nulla osta ai funerali, grande commozione nella frazione di Buscole. L'articolo a firma di Gigi Sosso. Il corpo senza vita di Fiorella Galleazzi è ancora custodito nell'obitorio del San Martino. Oggi dovrebbe essere la giornata in cui il sostituto procuratore Simone Marcone deciderà per l'incarico al medico legale Antonello Cirnelli per l'autopsia. L'esame servirà a dare la risposta che sia la magistratura che la famiglia aspettano da venerdì scorso, perché è morta la 72enne che abitava in via Buscole ed è stata ritrovata sulla strada. Solo quando ci sarà questa prima certezza potrà essere concesso il nulla osta alla
sepoltura. L'ipotesi che trova il maggiore credito è quella del malore fatale, forse un infarto. Galeazzi potrebbe essersi sentita male in casa mentre si stava vestendo ed essere uscita per chiedere aiuto. Tutte le altre possibili ricostruzioni sembrano meno probabili, tuttavia rimangono sul tavolo del pubblico ministero che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. Si indaga a 360 gradi senza tralasciare alcuna possibilità sulla base dei primi rilievi che ha svolto la scientifica dei Carabinieri dopo che il corpo era stato visto alle 7 del mattino da un passante che stava andando a lavorare e in un primo momento aveva pensato alla carcassa di un animale. Da quanto tempo era lì il cadavere? Deve averlo già detto la quantità di ghiaccio trovata sul corpo seminudo e con delle tumefazioni dell'infermiera in pensione. La temperatura era rigida anche quella mattina, senz'altro sotto lo zero. La scomparsa di Fiorella Galeazzi ha provocato commozione nella piccola frazione di Alpago, dove la conoscevano tutti da quanto era tornata nella casa della madre dal Piemonte. Viveva sola dopo la morte della genitrice, da capire se ci fosse o meno una donna a occuparsi di lei almeno qualche ora al giorno. Siamo a Feltre con pagina 17, turismo Monte Avena, stagione in positivo, buone le prenotazioni per febbraio. Lionello Gorza soddisfatto, ma spera in una nevicata, il paesaggio imbiancato fa la differenza. Cronoscalata, ottimismo sull'iter per riavere il percorso fino a Croce Daune. Lamone Sovramonte, Desizonta confermata al segretario comunale. Santa Giustina ha approvato il progetto per la via dell'acqua. Continuiamo con Feltre, pagina 18, festa di San Marcello, la cucina sforna 14 quintali delle rinomate trippe, tutto esaurito alla sagra di Umin, celebre per la gastronomia, ricordato il capogruppo Ana Perera, scomparso a giugno. E vediamo appunto il gruppo di volontari che hanno permesso la consumazione e la degustazione, in questo caso, di ben 15 quintali di trippe. Pedavena, gnocchi e divertimento, Sant'Antonio a Murle fa il pieno di visitatori. Altra notizia che riguarda il cibo, il buon cibo della tradizione bellunese. A pagina 19 invece la rubrica Giorno e Notte si apre con questa notizia: Bidibi Bodi di Bu, la formula magica per ritrarre lo spietato mondo del lavoro. Per giovedì giovani, il 23 gennaio alle 21 al Teatro Buzzati di Belluno va in scena la produzione firmata da Gli Scarti. Dalla rubrica Cultura e Società Cinema, Piero Bon è di nuovo D'Annunzio. Nella serie M su Sky, l'attore di Castelfranco Veneto interpreta il Vate, come con Martone in Qui rido io, 2 volte lo stesso ruolo, chissà perché. E passiamo allo sport, pagina 22, Serie D, la 4ª giornata di ritiro, Dolomiti dalla tristezza alla gioia, remontada con il Real Callepina. I bellunesi vanno sotto 2 volte contro i bergamaschi ma rimediano con Masut, la doppietta di Marangon e De Pauli. Tardivo e Perez devono uscire per infortunio nel primo tempo. Treviso sempre a +4, Brugnolo incassa il cartellino giallo della squalifica. E continuiamo ancora con lo sport bellunese, andiamo avanti, troverete anche un inserto, il nord-est dell'economia, che ovviamente per questione di tempo non possiamo leggere, ma siamo al calcio di eccellenza con pagina 25, Borgo Valbelluna KO, il Carini Pievicina più cinico e concreto. Calcio di promozione, l'Alpago rimontato dal Montello ma strappa un insperato pareggio, e sempre dalla prima categoria con una rete di Cozza al quinto, al quinto minuto il Valdo Sport espugna l'Entiai, quarta sconfitta casalinga per gli uomini di Curti, mai davvero pericolosi, preoccupazione per Luca Acton che ieri si è infortunato a un ginocchio. Calcio seconda categoria, Pedavena solo pari, Comelico a 1 punto dalla vetta. Calcio femminile, Dolomiti Women, amara trasferta dalla Triestina, 2-0 il risultato finale. Calcio giovanile, Dolomiti Under 19, il poker annuale vale il terzo posto. Sempre per il calcio giovanile, la Dolomiti viaggia di goleada con gli Under 17, Under 15 e Under 14. Dal calcio alla pallavolo, il Belluno supera le pene dell'inferno, battuti i Diavoli Rosa. Infinito il quarto set con i rinoceronti che sprecano chance, invariata la classifica, secondi con Mantova e Acqui Terme. Continuiamo con la pallavolo, Serie C femminile, la SB adesso è inarrestabile, Susegana è la 7ª di file. Per la Serie C femminile il Feltre lotta ma cede 3 volte nei punti decisivi contro lo Scorzè. Ancora pallavolo, Serie D femminile, Limana SCP paga le assenze e cade al quinto contro lo Spea. Serie D maschile, il Belluno vola, l'Oreggia battuto, Matteo Polo premiato MVP.
Rugby Serie B, vittoria con bonus del Feltre contro l'Udine pericolosa. E ancora basket femminile Serie C, il Valbe ritrova Smalto, Bolzano regolato. Rugby Serie C, l'esperienza dell'Alpago batte il giovane e ostico Casale. Ancora dal basket Serie DR1, Feltre soffre per 2/4, poi manda KO il Martellago. Continuiamo con lo sport. Comarella, Faeda, Armane e Palla festeggiano a Passo Campolongo. Gran Prix Lattebusco e Belluno Bassa, nel gigante il successo a squadra dei padroni di casa della Rabba. E ancora sci nordico Fesa Cup, siamo a Falcade, De Martin Pinter, ottima sesta nella gara in tecnica classifica. Atletica, Alessia Mignutti, campionessa veneta, Barp vice, gli 800 regalano bei successi. E adesso la Tigre delle Tofane, Brignone domina il Super G, prima vittoria in carriera a Cortina, battute Gut, Berami e Sutter, Curtoni quarta, settima goccia. E vediamo appunto Federica Brignone raggiante sul podio con Corti, la mascotte dei Giochi 2026, sotto Elena Curtoni, quarta al traguardo, poi Sofia Goccia, settima in azione e Lindley Von all'arrivo tra le più acclamate. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Prima ovviamente leggiamo le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nuvoloso fino a parte del pomeriggio, in seguito progressiva diminuzione della nuvolosità a partire da ovest. Nelle ore più fredde saranno probabili foschie e nebbie in pianura. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana, e vi ricordo anche di rimanere aggiornati con le notizie dedicate alla provincia di Belluno e al mondo visitando il nostro nuovo sito www.bellonesinelmondo.info, l'edizione digitale della storica rivista Bellunesi nel Mondo. Davvero a voi tutti buona giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Bellunesi nel Mondo.